Assunzioni, fondo di solidarietà comunale e autonomia. I sindaci del Veneto battono i pugni sul tavolo e mandano al governo e al Parlamento quello che suona come un ultimatum. Sul piatto c'è subito la richiesta di rivedere i contenuti del recente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle assunzioni, in modo da poter garantire ai cittadini il giusto numero del personale nei comuni. Poi ci sono i famosi 7,8 milioni di euro che non arriveranno ai municipi veneti dal Fondo di solidarietà. E naturalmente la madre di tutte le battaglie venete, l'autonomia. Sono questi i contenuti del documento presentato dall'ANCI del Veneto, che verrà sottoposto a tutti i sindaci della regione e che sarà poi inviato a Roma. Questo fondo di solidarietà vede il Veneto penalizzato per 7,8 milioni di euro. Significa che il governo riconosce 7,8 milioni in meno per servizi che sono destinati ai cittadini. È una doccia fredda che è arrivata con la finanziaria, quindi sotto le feste di Natale. Le ricadute sulla quotidianità dei cittadini veneti sono assolutamente immediate. Ecco perché. Questo governo chiede ai comuni di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre. Molti dei comuni veneti l'hanno già fatto e quindi i tagli vanno a penalizzare e costringono i sindaci a dover obbligatoriamente fare dei tagli ai servizi primari per i cittadini. I sindaci del Veneto promettono quindi battaglia e chiedono un deciso dietrofront al governo. Un taglio che noi non accetteremo in alcun modo. Abbiamo evidenziato le criticità, abbiamo portato delle soluzioni chiedendo di rivedere i parametri di distribuzione appunto di questo fondo, tornando semplicemente al vecchio sistema. Porteremo 3 proposte costruttive a questo governo, chiederemo di rivedere la distribuzione del fondo di solidarietà, di rivedere i parametri del turnover per le assunzioni dipendenti e poi chiederemo a gran voce di rimettere al centro dell'agenda amministrativa l'autonomia.